Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sport City. Si gioca la quarta giornata della Serie A della Lega Calcio 8. In campo schierate all'altezza del centrocampo Cotton Club in maglia nera a caccia della seconda vittoria stagionale dopo l'ultima firmata Zamperini, e nella parte destra del vostro teleschermo Alitalia in maglia verde. Mirko. Campioni d'Italia che si schierano da destra verso sinistra in completo nero con Artistico, Barbarella, Bertoldi, Blandino, Cichella, Conti, Forcina. Torna tra le fila di Giuseppucci, poi Matozzo con il 22, Nolano, Piccheri in panchina, ovviamente allenatore del Cotton Club, Sabatini, Santarelli tra i pali e Capitan Zamperini con la maglia numero 21 chiude la lista. Per i padroni di casa invece Balzani, Calcaro tra i pali, Carloni, Ciocchetti, De Francesco, De Michele, Del Genio, Gimelli, Mainella e Taroni in fondo alla lista. Gara che sta per iniziare, entrambe le formazioni si trovano dopo le prime 3 giornate della Lega nella zona media della classifica con 5 e 4 punti. Cotton Club che va subito alla conclusione verso lo specchio della porta. Arriva la prima parata di Calcaro al primo secondo dell'incontro. Diciamo bene, perché il primo pallone toccato nella Lega. Se stavamo a stella era Primo squillo del match quindi per il Cotton Club direttamente dal calcio d'avvio di questa quarta giornata qui al Circolo Sport City. Mentre Mirko Forcina accarezza con il petto il pallone, il primo della sua stagione, è stato assente per le prime 3 giornate, non si è sentita più di tanto la mancanza del bomber con la maglia numero 29, data l'ottima partenza di Barbarella, miglior marcatore del Cotton Club con 4 reti. Con la maglia numero 7 invece schierato a sinistra Bertoldi. Eccolo proprio Bertoldi che tocca il pallone. Cichella dietro verso Santarelli. L'Italia che gestisce il pallone all'altezza della mediana, deve ricominciare tutto da dietro, ma c'è la pressione del Cotton Club che porta i suoi frutti, non riesce a ripartire, fermato sul più bello, l'esterno di destra del Cotton Club. Tricentralmente Mainella va al lancio lungo a cercare davanti le prime punte dell'Italia Calcio che giocano nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. 1 contro 1, Zamperini attende, poi dopo qualche rimpallo il pallone è al limite dell'area del Cotton Club. Lancio lungo, calcio di punizione, anzi no, secondo il direttore di gara è semplice, rimessa laterale conquistata dal Cotton Club che ritrova anche Nolano quest'oggi, che sarà vicino a Cichella. Zamperini, lancio in avanti verso Forcina che non riesce a chiudere il triangolo con Nolano. Quindi all'Italia che riparte sulla sinistra, solito scontro con Conti che allarga un po' il braccio, arriva il fischio del direttore di gara. Non c'è alcun fallo però per il direttore di gara, il pallone è uscito sul fondo. Santarelli può andare al rinvio lungo, lo fa andando con le mani, sempre in zona Forcina, anticipato da Mirko De Francesco. Non avrà sicuramente vita facile questa sera contro uno degli attacchi più prolifici dello scorso anno della Lega Calcio 8. Cotton con il pallone in mezzo all'area di rigore, non arriva nessuno sulla sfera.
L'Italia, come lo stesso Cotton Club, cerca la seconda vittoria stagionale dopo aver pareggiato, perso e vinto un incontro in queste prime 3 giornate. Si trova quindi a 4 punti in graduatoria, mentre il Cotton si fa in avanti con Nolano, passaggio troppo arretrato, non arriva Bertoldi sul pallone, sfera troppo arretrata che termina direttamente in rimessa laterale. Cichella, anticipo netto sull'arrivo di De Michele. De Michele che invece è il miglior marcatore dell'Italia Calcio a 8 con 4 reti, stesso numero di quelli di Barbarella. Santarelli ancora in presa facile, coperto da Zamperini e Conti, 2 pilastri di questa lega, mentre Artistico sulla corsia di destra. Forcina ruba praticamente il pallone a Nolano, poi arriva Cichella, ancora dentro per Nolano, pallone troppo morbido, recuperato però, ancora Forcina, va con il destro, pallone che si perde alto sopra la traversa. Calcaro, Cichella, Artistico, dribbling di Artistico, va con il sinistro, era diventato praticamente un assist per Forcina che non riesce in scivolata ad arrivare puntuale sul pallone. L'Italia che ha difficoltà a gestire il possesso del pallone, opta molto spesso per il lancio lungo, ma sono bravissimi, lo sappiamo, i 2 centrali di difesa del Cotton Club. De Michele converge verso il centro del campo, ancora De Michele, si è chiuso il triangolo, De Michele salta secco Conti, poi si deve fermare, Conti ha commesso fallo, calcio di punizione. Punizione pericolosa da sfruttare per l'Italia Calcio quando siamo giunti al 6° minuto della gara. Risultato ovviamente sullo 0-0, l'unico tiro verso lo specchio della porta per ora è stato registrato da Mario Artistico con il sinistro. Adesso ha l'opportunità l'Italia Calcio. 4 gli uomini in barriera per Santarelli. Arriva il tiro che si infrange proprio sul corpo della barriera, calcio d'angolo, il primo del match, se lo aggiudica l'Italia. 3 uomini in barriera per l'Italia, il pallone al centro, arriva lo stacco di testa, 1-0 all'Italia Calcio, al 7° minuto di gara, segnato con la maglia numero 20, Alessandro Del Genio, lasciato completamente da solo in mezzo all'area di rigore, non può sbagliare, 1-0 all'Italia. Ragazzi, va bene, oh, va bene, non è successo niente, dai, giochiamo a calcio, va. Cotton Club che quindi si ritrova sotto come nella passata sfida proprio con il Football 8 Roma Nord, è andata in svantaggio con il gol di Natalucci. Ci ha pensato in quel caso Barbarella a riportare e a rimettere le cose in chiaro. Adesso Barbarella non è in campo, ma c'è un degno sostituto, indossa la maglia numero 9, mentre Nolano si appresta ad andare alla battuta della rimessa laterale, lo fa proprio andando dentro verso Artistico, pallone fuori per Zamperini che si fa saltare, all'Italia che può ripartire con il numero 27 De Michele, che però controlla solo in un secondo attimo, ancora De Michele va con il sinistro, Santarelli, presa facile, Cichella. Assenza molto importante quella di Tinazzi in casa Cotton Club che compone il trio di difesa, assente questa sera. Cichella deve rallentare la manovra, Nolano, Conti, scavetto in direzione dei giocatori in avanti, fischio arbitrale del direttore di gara, fallo in favore del Cotton, questa è la posizione di Artistico. Conta i passi il direttore di gara, 2 uomini in barriera per Calcaro, si aggiunge in questo momento il terzo,
Artistico poggia il pallone. Arriva l'ok del direttore di gara, parte Artistico con il sinistro, forte ma centrale. Calcaro mette in corner. Matte, 1+1, ecco, così. Si pareggia il conto dei calci d'angolo. Pallone sul secondo palo, arriva Zamperini con la testa, la spizza troppo, non riesce a centrare lo specchio, si rimane sull'1-0 in favore dell'Alitalia. Stiamo giocando a 2, Ale! Calcaro con le mani sulla corsia di sinistra, ripiegamento di Nolano che rallenta la manovra della formazione in vantaggio, che opta per calciare verso lo specchio della porta proprio con Alessandro Del Genio, autore del primo gol che vale per ora il vantaggio qui allo Sport City. Forcina fa spallate contro il capitano in maglia verde, ovvero Cristiano Gimelli. Poi c'è un contatto a conquistare il calcio di punizione ancora Del Genio. Calcio di punizione battuto all'indietro verso Gimelli. Ancora l'Italia in possesso del pallone, il tiro da lontanissimo. Santarelli guarda che il pallone esca senza nessun brivido. Ancora Santarelli con le mani, pallone troppo corto. Cichella, pallone sporco arrivato a Cichella, rimesso ancora in fallo laterale da De Michele, rimessa lunghissima con le mani. Cichella, ex Roma Calcio 8, larga dietro per Conti che va a cercare sempre il solito Forcina, finisce giù. Alcune proteste da parte dei giocatori con la casacca nera con il tricolore. All'Italia che può ripartire sulla destra. Il pallone nei pressi della bandierina del corner. Pallone troppo morbido, facile per la difesa avversaria. Ancora ottimo l'anticipo all'Italia in avanti, il sinistro in diagonale. Pallone fuori misura. Ancora brivido però per la difesa del Cotton che soffre con la mancanza di Tinazzi. Provato con il sinistro Giordano Taroni. Pallone in avanti sulla corsia di sinistra. Calcio di punizione ancora in favore del Cotton Club. Cichella sulla battuta, affretta troppo il calcio di punizione. Poi Conti. Cichella va con il destro, pallone lontanissimo, si perde alto. Dai recupero, Cristian, dai recupero, dai. Rimasto a terra il miglior marcatore dell'Alitalia Calcio, si tratta di De Michele. Si è lamentato ancora di una sbracciata di Conti non ravvisata dal direttore di gara. Rimessa dal fondo. Arbitro, tempo, arbitro. Calcaro con le mani. Pallone preda facile di Conti che appoggia con il petto a Nolano. Dai! Rimane in possesso del pallone il Cotton Club. Zamperini, Nolano, Santarelli. In avanti Mario Artistico, ottimo lo stop del numero 10 che si gira, fa secco un avversario, poi pallone per Forcina, salvataggio sulla linea. Cotton Club che rimane quindi in svantaggio. Ma non la perde perché è una mezza punta, è rischioso, fidati. È uguale, dagli copertura. È una mezza punta. Madonna, che gol siamo guadagnati, Michele. Nolano, rimessa laterale, finisce giù Conti. Forse c'è stato un contatto dubbio all'interno dell'area di rigore. No, non ha dato fallo, non ha dato niente. Non c'è stato alcun Contatto dentro l'area. fischio del direttore di gara. Trattenuta, ho visto. C'è stata solo una semplice trattenuta all'interno dell'area di rigore.
Si può ripetere quindi la rimessa con le mani. Lo scontro è stato tra Gimelli e Conti. Non stiamo a giocare mai. Arbitro, però ci devi far giocare, Oh, dai, Restituito il pallone sportivamente al Cotton Club con Zamperini che smista sulla corsia di sinistra. Palleggio, Zampe apri di poco, eccolo. Cichella, Non ti muove da là. ultimo uomo addirittura Cichella. Pallone per Forcina sulla sinistra. Veloci. Piccheri chiama i suoi a mantenere il possesso del pallone, non affrettare troppo la giocata, mentre c'è un ottimo colpo di tacco di Forcina. Poi Nolano a terra. Cristiano Gimelli. Forse prima ha toccato il pallone. Il direttore di gara comunque assegna il calcio di punizione all'Italia Calcio 8. Dai, come sempre, dai, va bene. Arbitro, non metto bocca sulle decisioni, una cosa sola, recupero. Grazie. Non l'ho sentita. Mirko! Arbitro, non stiamo giocando mai. Arbitro, non stiamo giocando mai. Non stiamo giocando mai. Pensiamo a giocare. Calcio di punizione, quindi andrà Calcaro alla battuta. Per giocare dovrebbero stare in piedi, però non si gioca. Si aspetta che Gimelli si riposizioni. Poi Conti sbaglia l'appoggio con la testa. All'Italia pericolosa in avanti. Santarelli nega il gol all'Italia Calcio con un ottimo intervento. Poi si riparte, siamo già dall'altra parte con Artistico che se ne va in mezzo al campo. Pallone sulla destra, sinistro. In bocca a Calcaro, poi Nolano non riesce con il tap-in. Non facciamo cazzate, Azioni da una parte e dall'altra. Zampe salga. Sbagliato il disimpegno di Cristian Conti con la testa, che praticamente è stato un assist per De Michele. Non ha approfittato l'Italia Calcio dell'errore di Cristian Conti, uno dei rari errori, mentre Forcina prova a girare sulla sinistra, allontana Gimelli, capitano dell'Italia Calcio, che per ora se la sta cavando molto bene contro uno degli uomini l'anno scorso più pericolosi di questa lega. Conti, Cichella, Santarelli, pallone allargato sulla destra, Zamperini, Cichella rischia quel Cotton Club, Santarelli se la cava benissimo andando da Zamperini, pallone lungo, Cichella lotta contro Del Genio, alla meglio il giocatore che indossa lo scudetto sul petto, poi Artistico dietro a mettere ordine per Zamperini che allarga le braccia, non sa chi recapitare il pallone, lo fa andando da Artistico che sbaglia uno stop facile, non da lui. Ma non giocare col centrale là però, Dai passi, dai, senza pallone è chiuso. Bravo, adesso parti lì. Lascia a me, un po' più basso. Taroni si va ad incaricare della battuta della rimessa laterale, ancora sfera velenosa al centro dell'area di rigore, Santarelli esce, poi va in avanti ancora da Forcina che lotta sempre con Gimelli, va Forcina con il destro, forse spinto un po', ma secondo il direttore di gara non c'è alcun contatto. No, vale. Vieni, è preso. Pallone in avanti, Zamperini, Forcina, sbaglia lo stop. Allora De Michele se ne va sulla corsia di destra, deve fronteggiare non due ma ben tre avversari, se la cava ancora con il pallone incollato tra i piedi, sempre De Michele sulla sinistra, fermato da Zamperini, pallone che è rimasto interamente all'interno del terreno di gara. Nolano alza la testa, cambia gioco sulla corsia opposta per Artistico che non controlla, pallone velenoso ancora in zona De Michele, Zamperini non se la sente e mette in rimessa laterale sulla pressione dell'attaccante in maglia verde. All'Italia Calcio 8 che spinge sulla corsia di sinistra, da dove sono nati i maggiori problemi in questi primi 18 minuti di gara, mentre Artistico accelera, ancora Mario Artistico, si porta il pallone sul destro, sfera per il numero 7 che va al sinistro, svirgola con il sinistro dopo un ottimo velo di Mirko Forcina e dopo un'ottima accelerazione di Artistico sulla fascia destra.
Conti con le mani all'interno dell'area di rigore, lotta Forcina, aveva trovato un'ottima sponda, non ne ha approfittato nessun compagno, poi Zamperini senza Fronzoli allontana il pallone, allontana anche il pericolo. Rimessa laterale all'Italia Calcio quando siamo giunti al 19° minuto della prima frazione di gara, risultato ancora fermo sul 1-0, decide la rete di Alessandro Del Genio su calcio d'angolo. Zamperini con il petto, Nolano sempre sul cerchio di centrocampo, Artistico lotta e conquista il calcio di punizione. La palla! Dagli sta palla! Riga sono andati tutti avanti. Zappe, dove vai? Zappe, oh! Zappe! Sì, ha sentito. Dove va? Sta andando su. Zappe, là. Attacca, ecco, fermo là. Fermo, sa, fermo. Cicche così. Zappe! Ale, devi venire 2 essere dietro, lo so. Fermo là, fermo. 3 uomini in barriera, quelli piazzati da Calcaro, parte Artistico, va con il sinistro, pallone sopra la traversa. Cristian, ce l'hai? Bravo Cicche, finché non ritorna. Ecco, Zappe. Occhio, Gri. Calcaro lunghissimo con le mani, Conti anticipa l'esterno alto di destra dell'Italia Calcio 8 e fa ripartire Artistico, centralmente ancora atterrato, ennesimo fallo conquistato da Mario Artistico, calcio di punizione. Non tira? Non fa. Per me era tiro. Proteste da parte dei giocatori dell'Italia Calcio, forse qui ci poteva anche essere il cartellino giallo. Artistico aveva saltato netto l'avversario, è stato messo giù. Manica larga qui per il direttore di gara. 21 minuti di gioco nella prima frazione di gara. Artistico sul pallone, insieme a lui c'è anche Nolano, manderà sicuramente il numero 10. Barriera sulla linea dell'area di rigore, sempre a 3 per Calcaro. Conti chiama anche Cichella ad avanzare. Nolano e Artistico, prende la rincorsa Nolano, va con il destro sulla barriera, poi ancora Nolano, tiro sporcato con l'esterno destro, pallone che si perde, out. Mentre Piccheri chiama il time out, ovviamente time out arriverà in possesso del pallone del Cotton Club. Zamperini, Cichella sulla sinistra, Matozzo appena entrato in campo va con il sinistro, ha provato subito la conclusione, arriva il time out, il primo della gara al 23° minuto di gara. Gara che può riprendere dopo il time out di Piccheri. Vieni qua. Asciuga il pallone Zamperini, andrà alla rimessa all'interno dell'area di rigore. Zamperini con le mani proprio verso Forcina che prova a girarsi. Forcina con il destro, aveva fatto tutto benissimo, pallone che si perde alto. Bravo Mirko! Nolano sali e Cichella più basso. Fallo conquistato da Zamperini, lo ha commesso Michael De Michele. Cichella sbaglia l'appoggio, regala il pallone all'Italia Calcio che può ripartire ancora con Del Genio. Alessandro che prova a fare la doppietta, ha provato il pallonetto troppo alto e lungo. Sciupa l'occasione l'Italia che ha avuto l'opzione di andare sul 2-0, ha preferito Del Genio provare il colpo spettacolare, sicuramente non efficace in questa situazione, soprattutto contro una formazione così. Conquistato qui De Francesco, calcio di punizione, gamba tesa di Forcina. Siamo agli sgoccioli del primo tempo. Calcaro
Pallone ancora verso Del Genio, preda facile di Conti, poi con il tacco da Cichella che mette un po' in difficoltà ancora Conti, 2-3 appoggi sbagliati del numero 8 con la casacca del Cotton Club. Matozzo prova il cambio campo su Artistico, Il gioco non passa quella palla là lenta. mette il corpo Cichella, poi Artistico prova il sinistro, rasoterra, Aspetta, la prossima. Dai, vai Simo. Calcaro. Vai Simo. 3, 2 minuti, 3. Conti, Ciche, passati. Giusta, bravo. pallone che non filtra, grazie a Zamperini. C'è un time out, sono state 3 interruzioni lunghe. Sono 3 minuti. Rimessa laterale, battuta in zona calcio d'angolo sempre per l'Italia che prova a fare male, prova adesso a farlo sulla corsia di destra. De Michele vuole andare all'1 contro 1 contro Cichella, non si fa sorprendere, quindi deve ricominciare tutto quanto andando dal proprio terzino sinistro. Pallone perso, Conti. Pallone che rimane ancora per Conti che lo addomestica con il petto, poi Zamperini. Lancio lungo, Forcina fa sportellate contro Cristiano Gimelli, finora autore di un'ottima prestazione. Sulla figura tirala, non sullo spazio, porco Dinci. Sali Mario, sali Mario. Ciche, centrocampo. Artistico si è spostato a sinistra, Matozzo sulla corsia di destra, eccolo proprio Matozzo, pallone che gli sfila sotto le gambe, può arrivare Forcina, riesce a tenere viva la sfera, al centro c'è Nolano, Forcina non riesce a mettere il pallone al centro, calcio d'angolo quando manca pochissimo in chiusura del primo tempo. 4 uomini all'interno dell'area di rigore, è salito anche Zamperini, c'è anche Artistico, il pallone è proprio verso Zamperini che stacca con la testa, viene anticipato, arriva Del Genio, può ripartire velocissimo il numero 20, fermato da Cichella, ottimo intervento del numero 8, Artistico, Cichella, sale Nolano, centrale Zamperini fuori dal suo ruolo, pallone in avanti per Forcina che prova a girarsi, messa giù, regolare ancora il contatto per il direttore di gara, allora contropiede per l'Italia, esce a gambe unite Artistico e viene anche ammonito il numero 10. Agri, te prego, non buttiamo la partita, te prego, rimani dietro te, tienimi in piedi sta baracca, Agri, dai. Su questo fallo si chiude la prima frazione di gara, 1-0 all'Italia Calcio ai danni del Cotton Club. Oh, aspetta, che cazzo lo aspettavo? Parli prima con gli altri? C'è una presidenza? C'è tutta la visuale libera, io ho visto che non c'era. Ok! Non ho mai sentito dire una volta che ho sbagliato. Dovrebbero fare capo del governo, non sbagli, ma non ho mai sentito dire ho visto male, può darsi, non c'era, mi dici sempre, non c'era, ho visto bene, ho visto giusto. Riprende la sfida valida per la quarta giornata della Serie A della Lega Calcio 8, aumenta subito il pressing il Cotton Club che ricordiamo è sotto con il punteggio qui al Circolo Sport City, Cichella conquista il primo calcio di punizione sulla mediana. Entrato con la maglia numero 44 Alan Sabatini che si è schierato qui sotto la nostra postazione in ruolo di difensore di destra, quindi Cotton Club che si è rimesso a 3 con Conti centrale, Zamperini e poi sulla sinistra il neoentrato Conti in tackle scivolato, riesce a ritardare l'inserimento Del Genio, pallone che resta al limite dell'area. Ancora Del Genio al pallone sul destro, calcia Zamperini in scivolata, ancora pericolo per la retroguardia del Cotton Club, tiro senza problemi. Gioca, pensa a giocare, è finita l'azione. Santarelli con le mani, mentre è entrato con la maglia numero 6 anche Barbarella, qui Zamperini viene messo giù, calcio di punizione, gamba tesa all'altezza del volto, chiede giustamente sportivamente scusa De Michele per aver calciato su Zamperini, mentre Barbarella domestica il suo primo pallone della gara. Cichella spazio, allarga sulla destra per Sabatini, pallone che filtra, calcio d'angolo Artistico. Mirko, dove cambia? Ciche, 2 contro 1, qua. Simo. Artistico mette il pallone al centro, un pizzico lungo per Zamperini,
onnipresente sulle palle alte. Arbitro 3 ore che batte il fallo laterale. Taroni, rimessa laterale. De Michele gira con la testa, in zona c'è solo Cichella, poi Barbarella si gira con il sinistro. Brutta l'idea del neoentrato. Ancora Conti con il petto. Poi viene atterrato Artistico, può allontanare la sfera l'Italia Calcio 8, ma c'è stato il fischio del direttore di gara sul fallo commesso in precedenza ai danni di Mario Artistico. Tre uomini in barriera, soliti per Calcaro. Barbarella a disturbare la visuale dell'estremo difensore. Parte Artistico con il sinistro, fortissimo contro la barriera. Non c'è assolutamente nulla in questo caso. Sabatini, Zamperini, pallone così e così in direzione di Matozzo, che poi pone rimedio all'errore del compagno, che si scusa proprio con il numero 22 che gioca largo a sinistra. Artistico a spazio, può puntare il diretto avversario, parte il numero 10, come al solito salta il diretto avversario, poi con il destro prova a mettere il pallone al centro, era una palla difficile che non filtra. Del Genio con un po' anche di fortuna se la cava con il primo uomo, poi arriva l'aiuto di Sabatini che gli scippa il pallone. Barbarella controlla con il petto il sinistro di Barbarella, si è fatto subito vedere in avvio del secondo tempo il numero 6 e miglior marcatore del Cotton. Ale! Ale! Calcaro, ennesimo rinvio con le mani che per ora non sta portando i frutti sperati. Solito Conti, lotta sulla sinistra, poi in mezzo a due avversari, conquista un ottimo calcio di punizione. Deve essere ripetuto, ovviamente il fallo laterale è stato fischiato da parte del direttore di gara. Lasciala! Lasciala! Conti sistema il pallone, va a centrale, ancora a cercare la stazza fisica di Barbarella che fa sportellate. Matozzo, Zamperini, Conti, ultimo uomo sulla pressione di Del Genio, va in mezzo a cercare Artistico che viene anticipato, poi Cichella prova a fermare in qualche modo la ripartenza dell'Italia Calcio 8 e lo fa facendo rallentare le idee di De Francesco, poi Del Genio cercato sull'out di destra, pallone che non filtra. Matozzo, Del Genio, può ripartire il numero 20 velocissimo, poteva anche calciare in questa occasione visto che i suoi compagni non hanno accompagnato la sua azione. Barbarella, Matozzo, ancora Barbarella sul secondo palo Mario Artistico. Barbarella va con il sinistro, Calcaro con i piedi. Veloce su Cristian! C'è Cristian! Cristian! Zamperini, Conti, lancio lungo, Barbarella con il fisico, stop di petto, poi Cichella, ancora fermato, Cichella si mette davanti all'avversario, pallone per Barbarella che può calciare, salta Gimelli, poi allarga sulla sinistra, Matozzo, pallone interessantissimo in mezzo, non ha attaccato nessuno, lo specchio, poi Cichella, non c'è alcun tocco secondo il direttore di gara che fa proseguire, pallone per Del Genio, chiusura perfetta quella di Conti, poi spinto Zamperini da dietro. Artistico, ancora Artistico, si ferma e mette il pallone in fallo laterale. Non ci fermiamo, ma come funziona qua? Oh? Ma fai la buttatura la palla, oh? Loro sono andati in porta, eh? Gli devi dire da sbrigarsi però. No, Mariuccio, loro sono andati in porta, gli è fregato cazzo del compagno loro, eh? Noi la buttiamo fuori, noi siamo coglioni, poi ci dicono siamo scorretti, noi siamo coglioni. Vai! Stiamo aspettando, Barella. recuperi, oh! Arbitro, guarda mica è morto, lo può far uscire dal campo, Oh!
recuperiamo. Ammazza gli Passaggi siete. a 3 minuti, Fenomenali siete. Ehi, Fenomenali. ehi. Oh. Ehi. Arbitro. Para 4 minuti già, forse ce l'hai segnato. Date recupero, ho detto recupera. Ma mister, Presidente, ma regolare così state sempre per terra, ma si può non giocare dare la palla, Mario. state 20 minuti per terra, poi vabbè non importa, noi ci fermiamo e la buttiamo fuori noi, ma si può fare, ma mi... Pallone che sarà restituito ovviamente agli avversari dopo che è rimasto un calciatore dell'Italia Calcio 8 per terra. Artistico ha buttato sportivamente il pallone fuori dal terreno di gara. Barbarella, pallone per Matozzo, Matozzo entra in area di rigore, tocca l'estremo difensore, pallone che entra ugualmente in rete, ci pensa il numero 22 a portare in equilibrio la sfida e poi si appresta a portare velocemente il pallone sul cerchio di centrocampo. 1-1. Bravo Matoz! Non ha potuto nulla Calcaro, pallone che è finito ugualmente alle sue spalle, quindi si torna in parità al 7° minuto della ripresa. 1-1. Cotton Club che sembra piazzato meglio in campo, soprattutto sta rischiando in questo avvio meno in fase difensiva. Poi Zamperini perde il pallone, all'Italia che riconquista quindi il possesso, pallone scaraventato in avanti un po' alla cieca. Artistico riceve la sfera, pallone in avanti per Barbarella che può far salire i suoi, ancora Barbarella salta secco l'estremo avversario, poi pallone al centro, deviazione, sarà dunque calcio d'angolo, il secondo per il Cotton Club che sembra aver ripreso il ritmo in questa ripresa. Il direttore di gara chiama a sé Artistico e Gimelli, mettere bene in chiaro le cose dopo che c'era stata una breve lite all'interno dell'area di rigore. Proprio Artistico adesso si appresta a battere il secondo corner del secondo tempo in casa Cotton, pallone alto, stacco di testa di Conti, palla fuori. Dai, cattivi adesso, oh. Calcaro, incolpevole sul gol del pareggio. Va profondissimo con le mani, salta Matozzo, autore del gol che vale il pareggio fino adesso per il Cotton Club. De Michele verso Del Genio che cerca ancora De Michele. Barbarella lotta con Gimelli che questa volta ha la meglio, pallone in avanti, preda di Santarelli che va lunghissimo a cercare Artistico, pallone che però non passa, poi Conti in mezzo a due avversari che si allargano quando passa l'estremo il difensore del Cotton, poi sinistro di Matozzo che ci ha preso gusto. Terzo tiro verso lo specchio del numero 22, autore del gol, finisce in area Barbarella, fa proseguire il direttore di gara. Conti in tackle su il numero 26, ovvero Balzani, si prende il cartellino giallo, fallo tattico del numero 23 del Cotton Club. Barba, stai zitto! Barba! Cristiano! Ma lui lo tiene, ma la palla via Cristiano! Ah, Gimeno, dai, falla finita, dai, stai buono, dai, va bene, dai, va bene, a posto. Sei più grande, ho 30 anni, buono, vero? È uguale, sei ragazzino, vedi. No, vabbè, non sto parlando. Calcio di punizione all'Italia direttamente verso lo specchio della porta. Conclusione di Mirko De Francesco. Fuori misura completamente. Santarelli verso Matozzo, anticipato, centrocampo ancora l'Italia con il ragazzo con la maglia numero 26 che porta in avanti il pallone. Taglio di Del Genio, pallone bellissimo e poi messo al centro. Santarelli esce e la fa sua. Cichella può ripartire. Matozzo va con il sinistro ancora verso lo specchio della porta, conquista un calcio d'angolo. Oh, mettiamoci bene, ragazzi, mettiamoci bene, tranquilli, dai.
Questa volta va dalla bandierina Matozzo con il sinistro morbido in mezzo, Zamperini colpisce in pieno la traversa. Contropiede all'Italia Calcio. Sulla destra saltato Sabatini, il sinistro sotto le gambe di Santarelli. 2-1 dell'Italia Calcio a 8 che si riporta in vantaggio dopo che Zamperini aveva colpito la traversa pochi istanti fa. Quindi all'Italia che si riporta in avanti. Siamo per niente fortunati, la terza cosa. Gimo. La rete è del numero 22. È successo di tutto in questi 10 secondi. Zamperini sfortunatissimo, poteva mettere la sua firma anche in questo match. Nella ripartenza da corner il Cotton ha subito il gol del momentaneo vantaggio per i padroni di casa. Conti. Pallone centrale per Barbarella che ha un po' di spazio, può girarsi, non va con il sinistro, allarga benissimo per Artistico che poi va con la rovesciata, lo sappiamo, nelle sue corde, questa volta troppo facile la presa per Calcaro che poi va con i piedi addirittura, 1 contro 1, Sabatini prova a difendere il pallone, Del Genio non riesce a superare anche Cichella che va da Conti, Zamperini, Matozzo, si allarga Barbarella, Matozzo preferisce andare a destra e lo fa malissimo, poi Cichella, pallone in avanti, Artistico, prova ad andare addirittura in mezzo a 2 avversari, qua forse esagera un po' troppo il numero 10, pallone che danza praticamente sulla linea laterale. Fallo laterale conquistato, regalato al Cotton Club. Cichella di prima intenzione, forse un po' troppo fretta qui per il numero 8 che getta in avanti il pallone. Barbarella. Conti. Zamperini. Sinistro in mezzo di Zamperini, Barbarella, tocca però per ultimo il capitano dei ragazzi in maglia verde, ovvero Gimelli, ancora dentro per Barbarella che palleggia, poi va con il petto, ancora Barbarella, quadruplicato, perde il pallone. Si prosegue per il vantaggio. Prova a rientrare verso il centro del campo Balzani, si accontenta della rimessa laterale il numero 26. Cerca di guadagnare ancora altro tempo l'Italia Calcio. Simo, vieni di qua! Sulla 3/4 è la rimessa laterale. Pallone centrale verso De Michele, va con il sinistro. Santarelli guarda, soltanto uscire il pallone. Mario, approssimazione, cambi di qua! Alla prossima! Aspetta, manca la prossima. Zamperini, Barbarella, viene anticipato da Gimelli. Ultima percussione sulla corsia di destra, pallone velenoso al centro, Santarelli in 2 tempi. Serve sulla corsia di destra il numero 7 del Cotton Club, appena rientrato sul terreno di gara. Mettiamosi bene, Miki, mettilo bene. Rimessa laterale, battuta all'interno dell'area di rigore, si gira Artistico con il sinistro dopo che il pallone è passato nelle vicinanze di Barbarella, non ha perdonato il numero 10 Mario Artistico alla sua prima presenza qui con il Cotton Club quest'anno. 2-2 quindi al Circolo Sport City. L'Italia che batte dal cerchio di centrocampo. Quando mancano poco più di 10 minuti al termine della sfida. Entrato Alessio Piccheri con la maglia numero 5. Artistico, prova ad andarsene, sgomita con il braccio destro Mirko De Francesco, calcio di punizione e arriva anche il cartellino giallo per il numero 33.
Cartellino rosso quindi per Tacci tua, me ne fanno Mirko De Francesco, doppia ammonizione per il numero 33 dell'Italia Calcio a 8. Dobbiamo recuperare arbitro. Ce la vediamo io te, perché il calcio è un'altra cosa. Tu fai un altro sport. Tu fai un altro sport. Tu fai un altro sport. Dammi retta a me che fai un altro sport. Fai un altro sport. Porco Dio, sto organizzando. Sei sempre te, sei! Mongoloide! Mancano 10 minuti, raga, dovete giocare a Sono pallone. fuori, io non gli posso niente, sono fuori, porco Dio. Ma sto testa di cazzo mi fa perdere le partite. Sto testa di cazzo. Ma un coglione, è un mongoloide. Siamo di più! Tacci a Messo davanti, oh. Non c'è. Messo magari munizione. Alza il gomito. Quello si è messo davanti, dai, noi me ne fanno 100 a partita. Io sto di avanti, stiamo a parlare di te. Se lui mette il Punizione pericolosa quindi per il Cotton Club. Sul pallone l'autore del gol del pareggio. Fino adesso vale il pareggio. Ha un'ottima occasione sul suo mancino. 3 uomini in barriera, come al solito per Calcaro. Parte Artistico con il sinistro, uno schema verso Zamperini che va con il sinistro verso la porta avversaria. Il direttore di gara ha ravvisato un fallo in attacco. E arriva un altro cartellino giallo in casa dell'Italia Calcio a 8. Confusione adesso in campo. Mario, non parlare! Non giocano mai! Siamo giunti quasi al 19° minuto di gara, risultato fermo sul 2-2. Pallone lanciato in avanti, Piccheri salta di testa, poi Conti appoggia Santarelli. Conti. Zamperini. Pallone che passa centralmente, conclusione con il destro, calcio d'angolo, spinge il Cotton Club. Artistico va con il sinistro, Zamperini con la testa, ennesimo calcio d'angolo, il secondo consecutivo. Ma Cristian! Oh! Quella era la comunicazione. Oh, ma perché parliamo? Agri, devi stare zitto però, Che devo fare? Io sto qua, mi chiude di fare cose, non so che fare. Artistico sul pallone verso Conti, poi Zamperini addirittura con la girata. Può ripartire l'Italia Calcio 8, c'è velocissimo Del Genio sulla sinistra. Eccolo proprio Del Genio, va con il sinistro. Ha fatto proseguire il direttore di gara ma c'è stato un fallo. Arriva il cartellino giallo per Piccheri che ha provato a fermare il contropiede degli avversari. Oh, giochiamo, manca poco, ragazzi. Non Santarelli parliamo, per Conti. stanno uno meno. Arrembaggio Cotton Club che è sul risultato di 2-2, ma ricordiamo con un uomo in più. Conti va con il destro, da dimenticare la conclusione del numero 23. Questa palla, non gli pare vero che la buttiamo via e che parliamo. Calcaro. Quant'è? 4 alla fine più recupero deve essere almeno 3. Zamperini, elegante come al solito con lo stop, poi va con il sinistro. Ci ha riprovato ancora il capitano. Questa volta gli ha negato il gol Calcaro. Uno che va incontro però. Rimessa laterale, c'è una gabbia intorno a Barbarella, proprio verso Barbarella il pallone che finisce giù. Arriva il fischio del direttore di gara, ma secondo l'arbitro il fallo è stato commesso dal numero 6 in maglia nera. E arriva anche il cartellino giallo per proteste per Barbarella, il quinto della sfida quindi. Vai Mirko, vai Mirko, vai Mirko, vai Mirko. Esce Barbarella, rientra con la maglia numero 9, Mirko Forcina. 22° minuto di gara. No, mi mancano 4. Recupero. Pallone scodellato in avanti, ancora Conti.
lotta artistico sotto la nostra postazione, prova a girarsi, si ferma, poi allarga sulla corsia di destra, pallone messo male sulla destra, Piccheri lo insegue. Ancora lancio lungo, questa volta di Piccheri, riesce a tenere vivo il pallone il Cotton Club, poi fallo commesso da De Michele. Conti, Cichella, Conti, in avanti verso Forcina che gira la sfera verso Cichella, capisce tutto e riparte l'Italia Calcio con Balzani, Del Genio sulla sinistra. Ottima la prestazione del numero 20 che adesso si accontenta del calcio di punizione. Ve lo vate, giochiamo, ma! Quanto manca? Oh? Mario, stai sempre a parlare! Simone! Mario, mancano 3 minuti, Mario! Mario, a fine partita parliamo con tutti, oh! No, non stiamo mai giocando, stiamo facendo quello che vogliono loro, ma giochiamo a pallone invece di parlare con la gente. Ti sfido qui fino a casa. Mario, palla finita. Massi, lascia perdere. Tanto stiamo a fare una casella del lavoro. Non hanno detto scomposto. Del Genio parte, va con il destro a cercare l'incrocio dei pali lontano, facile però per Santarelli. Conti. Sulla sinistra. Artistico, va con il mancino, salva tutto Calcaro. Rimessa laterale, ancora Cotton Club che insiste sulla destra con Piccheri che scodella il pallone al centro dell'area di rigore. Zamperini. Fallo nostro, è fallo nostro. Non protestiamo, manca poco, giochiamo! 25esimo minuto di gara, scoccato adesso della seconda frazione di gara, ancora il risultato fermo sul 2-0. Cichella ha l'opportunità di andare con il destro, non c'entra lo specchio. Esci, Cichella! Alla prossima! Nolano sostituisce il numero 8 Cichella. Conti. Del Genio, toccato da Cristian Conti, calcio di punizione conquistato dall'Italia Calcio. Ma che fischiata? Aspetta! Mario Barriera! È il mio! 120 secondi di recupero assegnati adesso dal direttore di gara, mentre c'è una punizione in favore dell'Italia Calcio a 8 che va direttamente in porta. Pallone e tiro da dimenticare. Viene ammonito anche Santarelli per proteste. Due minuti al termine, Zamperini va con il sinistro verso Forcina che si gira, ancora Forcina, viene atterrato al limite dell'area di rigore, fischio arbitrale, calcio di punizione in favore del Cotton Club sulla protezione di Forcina.
Sebi! Guarda 5! Sebi! Nolano e Artistico sul pallone. 4 uomini in barriera per Calcaro, occasione d'oro per il Cotton Club, parte Artistico con il sinistro contro la barriera, poi Zamperini va con il mancino, calcia malissimo. Ritorna a sinistra. Oh, Nola a destra. Nola a destra. No! Piccheri cerca di tenere vivo il pallone, triplice fischio del direttore di gara, la quarta giornata della Lega Calcio a 8 si chiude con un pareggio tra Cotton Club e l'Italia Calcio che era in vantaggio, Cotton che ha ritrovato il pari con la rete di Mario Artistico. Perché è stato un minuto e mezzo per la mano. C'è stata l'espulsione che ti ha minacciato.